lo facciamo così il video, amici, perché non c'ho tempo, poi devo andare anche a lavorare. E tra l'altro sto preparando una serie di video che usciranno in serie. Uno di questi è un approfondimento troppo specifico, cioè approfondimento specifico. I like, iscrivetevi al canale, benvenuti, eccetera, eccetera. E la partita io l'ho guardata, ma con molta serenità. Cioè, non me la sono sentita né di gufarli, né di dire ah, da perdere perché poi, oppure nemmeno di tifare, come qualcuno poi ha detto. Ed è uno dei contenuti che devo postare, ma penso che lo posso postare solamente per gli abbonati, perché c'è troppo, è una reazione a una trasmissione e non posso poi assolutamente finire che mi bloccano, quindi deve essere un video privato. Ma chi avrà voglia e curiosità potrete seguirlo, perché dicono tutto e il contrario di tutto all'interno di una stessa trasmissione, è qualcosa di meraviglioso. Però va bene, vi ripeto, con grande serenità ho visto questa partita dove l'Inter la riaggancia, poi la gioca in un certo modo, il Bayern mi è sembrato sempre un pochino morbido, farfallino, non cattivo come mi aspetto il Bayern. Onestamente, la figura di Kim, giocatore che noi conosciamo molto bene, individuo un Bayern che almeno a livello internazionale, a livello di Coppa, perché poi vai a vedere nel campionato hanno fatto tipo 33 gol in 29 partite, mentre oggi sembrava non potessero far gol mai, sempre un po' leziosi sotto porta, qualcosa che comunque non va. Ovviamente ti devi confrontare con l'avversario e bisogna dirlo che l'avversario è forte, perché l'Inter è forte ed è forte, punto. Di conseguenza io me la sono vista con grandissima serenità. Né sperare una cosa, certo, se dovevo sperare una cosa, io ho portato avanti la mia idea che voi conoscete, quelle che sono le forze psicologiche alla fine di una stagione lunga, per l'Inter sicuramente lunga, però non mi cambia molto, voglio dire, perché non ho la verità. Cerco, non la trovo la verità in tasca. Non lo so se effettivamente è meglio che vadano avanti o se è meglio che vengano fermati, perché poi adesso era questa una finale? No, era un quarto che ti porta in semifinale. E poi ci sono le semifinali. E poi c'è la finale. E poi in mezzo ci sono partite da fare e anche la Coppa Italia. Di conseguenza io non è questo il momento, secondo me, di tirare le somme, di tirare una linea e dire questa è la partita in cui poi succede questo se fanno questo. Niente. Anzi, hanno dimostrato secondo me una grandissima forza mentale, perché quando poi prendi il gol di Kane e lì lo stadio può avere un brividino, perché stai parlando comunque del Bayern di Monaco, e puoi avere un brividino, è tutto messo in discussione di nuovo, loro riescono, Di Marco per esempio, Di Marco fermo sul posto in marcatura su Kane, Kane sposta il pallone un attimo, gol fulmineo, e là puoi avere un contraccolpo importante, e invece loro si mettono là, i calci piazzati, di cui ne abbiamo parlato, ne parliamo spesso, perché nelle partite equilibrate, quando le forze sono lì, alcune partite si risolvono anche così. E quindi con uno di quelli loro subito, così come hanno fatto all'andata. Ah, il Bayern improvvisamente riesce a scrollarsi di dosso il fantasmino del non riusciamo a segnare. Sì, te ne faccio subito un altro. Cioè, tu hai fatto un grandissimo sforzo e questa volta addirittura due dopo essere andati in svantaggio. Quindi, onestamente, per me questa è una grande prova di forza. Se questo poi porterà a grandi dissanguamenti nelle altre competizioni, nel campionato, lo vedremo. Onestamente, stando dietro, noi abbiamo un percorso netto da dover fare. Quindi è chiaro che veramente, ma non state sereni. Io non vi vedo, non lo so se siete sereni, fatemi sapere.
Io sono serenissimo. So che abbiamo fatto comunque già qualcosa di impossibile da pronosticare a inizio anno. Di conseguenza io sono sereno. Stiamo dando un pochino di pepe a un campionato che altrimenti sarebbe stato noioso, almeno per il vertice, perché poi, viste le defiance della Roma, del Milan e della Juventus, è diventato interessante per quanto riguarda la corsa Champions. Lo hanno fatto diventare interessante queste defiance, che la Roma che deve fare la rincorsa da quasi retrocessione, si fino a sopra così, la Lazio che quindi stava là abbastanza tranquilla, si godeva il Baroni, e poi qualche incertezza si fa recuperare dalla Roma addirittura tutti quei punti. La Juventus, tutto il discorso già fatto che conosciamo, Motti, il progetto, funziona, non funziona, non si è preso con lo spogliatoio, hanno provato a difenderlo finché possibile, poi hanno dovuto chiamare proprio la figura della juventinità di Tudor, e il contrario succede col Milan, dove non hanno saputo proteggere Fonseca e hanno cambiato, però alla fine cambiando poco perché ci sono stati dei problemi. Tutto questo ha reso interessante il campionato in una sua generale, se vogliamo, mediocrità, perché se non fosse per il Napoli e l'Inter, senza fare un campionato dominante come l'anno scorso, avrebbe cavalcato, no, come si dice, al trotto, tranquillamente si sarebbe avviata verso il secondo scudetto consecutivo senza grandi, perché poi l'Atalanta pure crolla dopo essere uscita dalle coppe. Ma queste sono cose che mi diverto io a dire. La verità non esiste, o meglio, noi possiamo recuperarla, ma possiamo cercare di intuirla, e dobbiamo essere pronti però a vedere quello che succede, perché ci sono esempi nella storia dove andare avanti ti porta dei benefici e dove non te ne porta. Quindi, sereni, ma perché non siete sereni? Non capisco questa cosa. Magari siete sereni, me lo potete dire voi nei commenti. In realtà questo è tutto un preambolo, ma là il video vero deve andare in privato. Poi dopo invece ci saranno ovviamente i contenuti per tutti che sto preparando. 2 interviste importanti di livello. Lo sapete, io non la faccio, se io preparo, ci sono stati anche dei contenuti che io ho preparato e non ho fatto uscire perché non mi convincevano, non era di qualità dello standard che merita la community, di conseguenza così. Il Real, dove tutti quanti, ma il Real, Ancelotti sicuramente, invece l'Arsenal è una squadra molto seria, quindi resta tutto apertissimo per quanto riguarda le semifinali, che sarà Barcellona-Inter. E allora che facciamo? Adesso tifiamo per il Barcellona o continuiamo a tifare per l'Inter in modo tale che vadano avanti il più possibile, così se vanno avanti, vanno avanti. Certo, dall'altra parte c'è PSG-Arsenal, e là io non posso parlare, devo stare zitto, perché sennò alcuni utenti si prendono collera che io indosso la maglietta del PSG. Tra l'altro, poi mi potete credere o meno, quando c'è stato da fare il video specifico su Kvara l'ho indossata di proposito. In quel caso non l'avevo proprio pensato, ho preso dalla pila delle maglie e l'ho indossata, ma ci avevo fatto poco caso. Certo, vi lascio con una domanda. Se poi la finale dovesse essere PSG-Inter e si arriva, insomma, all'ultimo secondo, così, e magari un gol all'improvviso così glielo fa proprio Barcolà,